28 anni fa la mafia chiudeva i conti con Giovanni Falcone, oggi l'anniversario di una data simbolo diventata giornata della legalità. Riapre lo storico negozio Cimino, Confcommercio chiede di poter tornare a lavorare anche la domenica. Gli era stato concesso di scendere dalla nave Moby Zazza, scappano anche da Villa Sicania, il centro d'accoglienza dove dovevano restare ospiti in quarantena. Aperta causa di beatificazione per un agrigentino, prete di Villa Abate si rifiuta di dare l'ostia con i guanti e si dimette. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi apertura dedicata a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai 3 agenti di polizia di scorta Vito Schifano, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. Oggi il 28° anniversario della strage di Capaci. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Onori ai caduti. Onori ai caduti. Una corona di fiori nel luogo della strage è stata deposta stamani dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlano, dal questore Cortese e dalla sorella di Giovanni Falcone Maria, presente la vedova del caposcorta Tina Montinari, dopo il suono del silenzio per ricordare quello che avvenne 28 anni fa, la strage di Capaci. Una giornata particolare quella di oggi per la sorella di Giovanni Falcone Maria, in quanto si esce da un isolamento che ci ha provato tutti e che l'Italia nei momenti gravi viene salvata dalle persone che sanno fare il proprio dovere. Oggi è una giornata particolare, usciamo appena da una settimana da un lockdown che ci ha provato tutti, ci ha provato fisicamente e spiritualmente. Ma ci ha resi consapevoli che l'Italia nei momenti gravi viene salvata soltanto dalle persone che sanno fare il proprio dovere. Ecco perché questa giornata ha un sapore particolare, il sapore della memoria, non solo per chi è morto qui a Capaci e fra qualche giorno ricorderemo quelli che sono morti in via D'Amelio per quell'anno terribile che fu il 1992, ma per ricordare tutti i nostri morti del 2020, tutti i medici, gli infermieri, i ragazzi dei supermercati, i rider, i ragazzi delle forze dell'ordine, tutti quelli che sono morti per garantire a noi una vita che senza il loro aiuto non sarebbe stata possibile. Perché ti ricordi insomma di quel ragazzone? Io ancora oggi guardo le foto e ho un marito che in questo luogo ha fatto il proprio dovere, è saltato in aria, un marito che aveva 29 anni e quindi questo ti fa male veramente tanto, ti fa male proprio perché insomma non è venuta fuori quella verità che noi ci stiamo aspettando. E quindi è quello che chiediamo, io lo chiedo a nome di tutti i familiari, perché è doveroso da parte dello Stato farci sapere la verità. E uno Stato, se vuole rispetto, deve tutelare la giustizia, giustizia per tutti quanti noi. Non possiamo parlare ai giovani se poi insomma non sappiamo le verità. Non possiamo farlo, non possiamo pretendere che i giovani scendano in piazza, che i giovani fanno la lotta alla mafia, insomma, e poi noi non diamo le verità. È una responsabilità, ma questa responsabilità io me la sono assunta dal momento che ho sposato Antonio Montinaro. Si sposano poliziotti, tutta la famiglia entra in polizia. Allora se qualcuno pensava quel giorno è finito tutto, no, si sono sbagliate, perché c'è la moglie di Antonio Montinaro che continua ad andare avanti, che chiede giustizia.
Io il messaggio che posso lanciare ai giovani è quello che devono essere curiosi e devono anche loro devono cercare la verità, perché penso che sia insomma la cosa più bella, e devono essere migliori dei propri genitori, che forse noi non siamo stati tanto bravi. È un posto che è chiaro, mi ricorda mio marito, mi fa ricordare però non solo le cose brutte, mi fa ricordare il sorriso di mio marito, la caparbietà, la sua determinazione, il suo coraggio, e quindi è un luogo che mi dà tanto, che mi riempie sia in modo negativo che in modo positivo. I lenzuoli bianchi che la Fondazione Falcone ha chiesto agli italiani di esporre non soltanto a Palermo, so che in molte città d'Italia, forse in tutta Italia, le persone che da questa giornata, da questa memoria traggono le ragioni di un contrasto alla mafia che non è solo siciliana, non può essere solo siciliana, ma deve essere un movimento nazionale, perché legalità e sviluppo oggi al tempo del coronavirus devono andare di pari passo, sono legati indissolubilmente, e quindi la memoria che noi facciamo, il ricordo di questi eroi, ma è soprattutto il monito che loro ci danno, e il monito è quello di non abbassare la guardia e attraverso il loro esempio rafforzare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Anche il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ricorda Falcone lenzuola bianche al Palazzo di Giustizia. Vediamo. Che dire oggi a distanza di 28 anni di Giovanni Falcone? Giovanni Falcone per me era un maestro di diritto e di vita. Ho letto i suoi saggi, i suoi provvedimenti giudiziari con avidità. Ho ascoltato in religioso silenzio il suo punto di vista su mafia, politica, imprenditoria, società civile. Il coraggio dell'uomo Falcone poi è qualcosa che dovrebbe entrare nel DNA di ogni magistrato. Lottare sempre a testa alta, con caparbietà, al di sopra delle minacce, ma anche delle calunnie, con la consapevolezza di essere al tempo stesso un servitore dello Stato, ma anche il depositario, forse anche meglio il sacerdote di una missione: affermare la legalità e la giustizia. Giornata della legalità, appuntamento in streaming per l'Istituto Anna Frank. Anche quest'anno, nonostante l'emergenza Covid-19, l'Istituto Comprensivo di Agrigento ha aderito realizzando degli elaborati. Vediamo. L'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento ha aderito anche quest'anno alla Giornata Nazionale della Legalità di oggi, 23 maggio, giorno del 28° anniversario della strage mafiosa di Capaci, che nel 92 costò la vita al giudice Falcone e alla moglie Morvillo, magistrato anche lei, e agli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Montinaro e Vito Schifani, promuovendo una serie di iniziative didattiche e culturali mediante la didattica a distanza. Gli alunni dell'Anna Frank, infatti, in collegamento con i loro docenti, hanno avuto modo di presentare gli elaborati e i prodotti multimediali, cui hanno contribuito in un contesto certamente inedito e innovativo, come quello della classe virtuale, ma non per questo meno efficace sotto il profilo educativo. Come Istituto Comprensivo Anna Frank, già dall'inizio dell'anno avevamo deciso di dedicare 4 momenti di riflessione unitaria come Istituto Comprensivo a tematiche trasversali legate all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza. Il tema dei diritti, il tema della giornata della memoria, la giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie e la giornata della legalità. È arrivato questo appuntamento e, nonostante la didattica a distanza, i docenti si sono impegnati per dare seguito all'impegno assunto nel piano triennale dell'offerta formativa e a quanto concordato in sede di collegio docenti. I docenti hanno coinvolto i bambini, hanno coinvolto le famiglie e hanno fatto riflettere i loro alunni, certamente in maniera adeguata all'età di ciascuno, bambini di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, facendo in modo che questo appuntamento non passi inosservato. Il 23 di maggio per noi è una data molto significativa, per noi siciliani, e lo è per tutto il paese. Credo che far crescere i bambini con la consapevolezza
che certe situazioni non devono accadere, che bisogna tenere alta la vigilanza, bisogna avere una coscienza improntata al tema della legalità, credo che sia molto importante come contributo formativo ed educativo alle nuove generazioni. Cosa è previsto? Vabbè, questa la taglio, scusa. Nel programma come si svolge sostanzialmente? Non c'è un programma, cioè nell'ambito noi considera che noi il sabato siamo chiusi come attività didattica. Abbiamo voluto inserire la giornata di sabato 23 maggio come giornata di attività didattica a tutti gli effetti, perché non abbiamo voluto mancare questo appuntamento. I docenti nell'ambito della loro attività didattica hanno fatto in modo che i bambini e i ragazzi fossero coinvolti in attività di ricerca, di esplorazione, di scoperta, di analisi, di riflessione su quelle che sono le tematiche legate alla legalità. Quindi hanno fatto in modo di far capire che vivere in un contesto sociale significa esercitare diritti, ma anche ottemperare a dei doveri. C'è un videomessaggio del dirigente scolastico del liceo Leonardo Patrizia Pilato in occasione di questa giornata. Vediamolo. Offro con orgoglio il mio contributo ai mesi per celebrare la memoria del 23 maggio 1992, perché Luigi Falcone senza dubbio è stato ed è ancora oggi per i nostri giovani espressione di un modello positivo di società. Un modello che ha smosso le coscienze e che ha fatto dell'impegno, della competenza e della lotta per l'affermazione del valore della legalità il faro guida del proprio agire. E nella consapevolezza che la nostra più grande ricchezza è il patrimonio che ci ha assegnato la Costituzione, sono convinta che educare alla cultura delle regole e al senso dell'appartenenza ad una comunità rientri tra i principali compiti affidati alla scuola, perché la legalità è di per sé il luogo della coscienza collettiva. E mai, come in questi giorni in cui più di 1,5 miliardi di studenti in tutto il mondo a causa del Covid-19 sono lontani dalla loro naturale agorà di cittadinanza e Costituzione, è indispensabile sottolineare il valore della cultura della legalità e il senso di cittadinanza, mettendo in pratica la responsabilità individuale verso la collettività. È importante quindi continuare nell'impegno di fornire ai nostri giovani gli strumenti della libertà sostanziale per prepararli ad affrontare nella vita il confronto dialogico attraverso la formazione di un pensiero logico e critico, in memoria di chi, come il giudice Falcone, con la forza delle proprie idee ci ha testimoniato che contano le azioni e non le parole. Oggi dunque diciamo con il giudice Falcone che è tempo di andare avanti non più confidando sull'impegno straordinario di pochi, ma con l'impegno ordinario di tutti, per non dimenticare, per capire, per rendersi partecipi del presente, ma soprattutto del futuro che verrà. Siamo vicini allo zero, sono appena 4 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Per il terzo giorno di fila poi non si registra alcun decesso, nessun nuovo contagio in provincia di Agrigento, dove gli attuali positivi sono 41 e i guariti sono saliti a ben 92, più 2 rispetto a ieri. Siculiana è diventata la città di tutti, il mattatoio dell'accoglienza, ma ora basta, tutto questo non è più sopportabile. Gaetano Caruana, a 23 anni, è di Siculiana e le sue parole rappresentano il sentire dell'intera comunità. Ieri sera nella città degli sposi sono tornate a farsi le proteste. Già i Mogugni c'erano stati nell'esatto momento in cui i cittadini avevano appreso che 14 tunisini sbarcati per rischio di ordine pubblico dalla nave Moby Zazza sarebbero stati portati al centro d'accoglienza di Villa Sicania ieri pomeriggio, poi la fuga di alcuni migranti in quarantena dalla struttura 1 pare, stando a quanto veniva raccontato in giro, che sia addirittura riuscita a intrufolarsi nel giardino di un'abitazione privata. Riparte il settore della moda, siamo stati in uno dei più importanti negozi d'abbigliamento, Cimino Confezioni, storico negozio d'abbigliamento che ha ripreso a lavorare dopo il lockdown con lo stesso entusiasmo di sempre. Arturo Cantella. Un settore fortemente in crisi è stato quello dell'abbigliamento. Il Covid-19 ha certamente dato un forte colpo agli esercenti e fatto perdere anche una
stagione in cui veniva anche a cadere manifestazioni importanti come quelle pasquali, le prime comunioni, un periodo insomma particolarmente significativo per gli eventi, ma ora si riparte, anche se lentamente, ma con molta fiducia nel futuro, così come abbiamo potuto constatare in uno dei più storici negozi della nostra provincia, Cimino Altamoda. Mai una cosa del genere è mai successa. Siamo stati 2 mesi e mezzo chiusi senza lavorare. Ora aspettiamo che si rimetta in moto un po' di buon lavoro e siamo qui ad aspettare i clienti, a poterli servire bene e darci la massima disponibilità. Il massimo servizio, abbiamo visto dalle immagini che state vedendo, il negozio è perfettamente nelle norme, sanificato con... Tutto sanificato, abbiamo fatto tutti i provvedimenti proprio per accogliere le persone e metterle a suo agio. Ci sono anche i nuovi arrivi, come è solito nella vostra tradizione. Ecco, quali nuovi arrivi, quali novità da parte del Cimino? Le novità, siamo tutti con della merce di alto livello, nuovi gusti, aspettiamo i clienti facendoci anche qualche trattamentino, agevolandolo un po' anche sui prezzi. Una sua idea su ciò che è stata la politica del governo verso le partite IVA? Il governo ancora aspettiamo tutti questi contributi e tutti questi 25.000 euro, fondo perduto, roba varia, non abbiamo visto niente. Noi speriamo tanto solo sul lavoro. Nel governo io ci spero poco, voglio solo lavorare e servire bene i miei clienti. Signora, allora dopo 2 mesi si ritorna alla vita, lei oggi ha deciso di venire qui da Cimino, come mai? Io sono venuta perché avevo bisogno di vestirmi e di cambiare aria, finalmente si incomincia a rivivere, solo per questo. Un'esperienza su questo isolamento che è vissuta magari da lei? Allora, io intanto sono un'infermiera e ho vissuto una cosa gravissima, anche se non ho lavorato nel centro Covid, ho lavorato in un centro di dialisi Ippocrate, dove questo Covid non esisteva, solo che abbiamo mascherine, visiere, camici sterili, disinfettare, siamo tutti disinfettati dalla testa ai piedi, anche i pazienti stanno soffrendo perché mettono pure le mascherine. Quindi qui oggi da Cimino per cercare qualcosa che mi faccia ritornare a rivivere, perché in questo momento è stato un momento brutto e stiamo vivendo un momento molto brutto. Quindi lo consiglia agli altri anche? Perché in Sicilia rispetto al nord stiamo molto meglio. Signora, ora siamo ottimismi, pensiamo al futuro, anche con un semplice acquisto è già una soddisfazione. Infatti io sono venuta per questo, perché ho bisogno di stare bene. Confcommercio chiede l'apertura domenicale dei negozi in Sicilia. I dettagli nel servizio. Il governo regionale dà un segnale di apertura sulla richiesta arrivata da Confcommercio e da vari imprenditori siciliani per la riapertura dei negozi nella giornata di domenica. L'ultima ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci sull'emergenza coronavirus disponeva la chiusura domenicale di molte attività commerciali, penalizzando fortemente le imprese siciliane. Confcommercio aveva chiesto al governatore l'immediata apertura delle attività commerciali al dettaglio, anche la domenica e nei giorni festivi, sempre garantendo il rispetto delle doverose misure anticontagio. Una richiesta supportata da migliaia di commercianti che sono con l'acqua alla gola dopo 75 giorni di chiusura forzata e che non possono permettersi di perdere occasioni di vendita nelle giornate domenicali e festive, a maggior ragione in questa fase di ripartenza. L'apertura dei negozi, coniugata con la voglia e la necessità delle famiglie di tornare ad acquistare, non può certamente rappresentare, continua Confcommercio, un pericolo di contagio in più rispetto ai giorni feriali, considerato il grande senso di responsabilità già dimostrato in questa prima settimana di lavoro nell'applicazione delle regole dettate dall'ordinanza. Il commercio in Sicilia rappresenta una delle voci più importanti del PIL. Nelle scorse ore il presidente della regione siciliana Nello Musumeci è intervenuto nuovamente sulla vicenda manifestando un segnale di apertura.
L'opportunità di riaprire alcune attività commerciali nei giorni domenicali e festivi, ha fatto sapere il presidente della regione, sarà valutata nei prossimi giorni con la necessaria attenzione. Ogni decisione comunque non potrà prescindere da un confronto con i vertici regionali delle organizzazioni di categorie e sindacali, fissato per martedì e giovedì della prossima settimana. Adesso l'intervista a Lillo Pisano, che fa parte della segreteria particolare del neo assessore regionale al turismo Alberto Samonà. Vediamo. L'assessorato al turismo dopo Covid 2019 sta preparando una serie di iniziative finalizzate al rilancio del turismo in Sicilia. Ecco, so che state lavorando, se ci può anticipare qualcosa? Sì, noi stiamo portando avanti un progetto importante per quanto riguarda il turismo in Sicilia. Abbiamo messo in finanziaria 75 milioni di euro, questi soldi serviranno a dare un sostegno forte a tutto il comparto turismo. La famosa carta del turista che verrà promossa da giugno in poi, da fine giugno in poi, e naturalmente in questa carta ci saranno le notti che verranno regalate al turista sia siciliano che anche fuori regione, la guida turistica, i tour turistici e l'ingresso nei parchi. Tutto questo serve per stimolare l'indotto e naturalmente anche il turista che viene ad Agrigento e in tutta la Sicilia. Ecco, cosa deve fare un tour operator per accedere a questa iniziativa? Naturalmente ci sarà un portale dove si registreranno gli utenti e poi da là ci saranno le varie indicazioni, uno si recherà presso le agenzie di viaggio e prenoterà la propria vacanza. Questo serve naturalmente per creare un indotto economico che purtroppo dopo il Covid si è fermato. Quali pensate, quali altre iniziative pensate di mettere in cantiere sul dopo Covid? Le altre iniziative sono molto importanti, soprattutto per quanto riguarda il mancato bigliettamento. Il mancato bigliettamento riguarda tutte quelle attività che sono sempre il comparto turistico, ma comunque acquapark, cinema, tutto quello che riguarda gli spettacoli, che quest'anno purtroppo nel 2020 verranno penalizzati. Si farà un parametro tra il 2019 e il 2020 e la regione, l'assessorato al turismo, darà una percentuale di soldi a fondo perduto. Questo permetterà comunque di superare il 2020 e iniziare a fare una programmazione per il 2021. Fratelli d'Italia, in virtù delle prossime elezioni elettorali, quale tipo di atteggiamento porterà avanti? Fratelli d'Italia oggi è uno dei partiti maggiori azionisti del centrodestra sia italiano che agrigentino. Noi sulle future amministrative naturalmente vogliamo essere parte centrale del centrodestra e non solo. Chiediamo a tutto il centrodestra di essere unito e anche nel portare avanti i programmi, soprattutto per lo sviluppo della città, perché comunque con il post-Covid abbiamo bisogno di unirci tutti e portare avanti delle proposte serie, perché purtroppo l'economia è stata massacrata. Quindi da parte di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, da me che lo rappresento, c'è tutta la volontà, la massima volontà a portare avanti i più progetti possibili per la città. Dare l'ostia con i guanti è macelleria eucaristica a Villa Abate, un prete si dimette. Lello Casesa. Le disposizioni imposte dal coronavirus in tutte le chiese del nostro paese hanno costretto alle dimissioni Don Leonardo Ricotta, parroco della chiesa di Sant'Agata a Villa Abate. Se il mio vescovo mi dice che devo andare a fare il parroco dove non mi piace, ci vado e obbedisco, ma se mi impone di andare contro la fede e di calpestare l'ostia, non posso obbedire. L'obbedienza sia nel lecito e non nell'illecito, questa è la grande lezione di San Tommaso d'Aquino. Quello che stanno per compiere è un atto di macelleria eucaristica. Padre Pio li chiamava macellai. Dopo la messa celebrata lunedì scorso, Don Leonardo si è dimesso definendo un atto di macelleria eucaristica l'obbligo di distribuire l'Eucaristia nelle mani e con i guanti per come previsto dalle misure del Covid-19. Una scelta, citano fonti dell'ANSA, che è stata condivisa da alcuni settori della Chiesa Cattolica e da siti integralisti. Dalla Curia smentiscono che il parroco sarebbe stato rimosso dalla
dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ed anzi precisano in una nota: la prassi di distribuire la comunione nelle mani è in conformità alle norme emanate dal Magistero della Chiesa, a cui ogni cristiano deve attenersi in ossequio alla volontà e alle indicazioni previste. Personali convincimenti, ribadisce la nota stampa, presentati da singoli come dottrina autentica non possono essere imposte ai fedeli. Spetta al vescovo nella diocesi dare norme in materia liturgica, le quali tutti sono tenuti per difendere l'unità della Chiesa universale. Ricordiamo che le norme in materia di Covid prevedono l'utilizzo di guanti e mascherine durante la celebrazione della liturgia, l'occupazione di alcuni spazi nelle panche della parrocchia, distanza di sicurezza tra i fedeli, il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali e tanto altro ancora. In attesa della nomina del nuovo parroco, l'Arcidiocesi di Palermo individuerà nei prossimi giorni un amministratore parrocchiale. Ecco, la comunione nelle mani è un sacrilegio. La comunione nella plastica, messa sulla plastica, è un secondo sacrilegio. Che la plastica dove è stato deposto il corpo di Cristo venga poi buttata nell'immondizia, perché parliamo di guanti monouso, è un terzo sacrilegio. Quindi le modalità con cui il governo ha deciso che si debba dare la comunione sono 3 sacrilegi in uno. Il sacrilegio è il peccato più grave che l'uomo possa commettere, perché è un peccato che va contro Dio. Come dicevo qualche domenica fa nell'omelia, è un atto di macelleria eucaristica. Padre Pio diceva: macellai a tutti coloro che trattavano l'Eucaristia senza rispetto. E quindi in questa parrocchia i fedeli faranno la comunione spirituale. Tanto passerà questo periodo, non può durare sempre. Nel frattempo faranno la comunione spirituale, perché io nella mia coscienza non mi sento assolutamente di commettere questo triplice sacrilegio. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Aperta causa di beatificazione di Monsignor Giuseppe Cognata, un agrigentino. Carmelo Lentini. C'è grande fibrillazione in seno all'Unione ex allievi di Agrigento del presidente emerito Calogero Patti. L'agrigentino Monsignor Cognata infatti ha ricevuto il consenso di Papa Francesco per l'apertura della causa di beatificazione del vescovo martire di Bova, fondatore dell'Istituto delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Giuseppe Cognata nacque a Girgenti il 14 ottobre del 1885 da famiglia benestante. Il padre Vitale era un brillante avvocato, mentre il nonno paterno, Giuseppe, fu un medico e senatore del Regno d'Italia, entrambi iscritti alla massoneria e anticlericali, i quali cercarono di ostacolare in ogni modo la vocazione del piccolo Giuseppe. La madre, Rosa Montana, fu invece donna aristocratica ma molto religiosa, sicché, accortasi della precoce vocazione del figlio, riuscì a farlo iscrivere presso il collegio San Basilio di Randazzo, in provincia di Catania, primo istituto dei Salesiani in Sicilia, quando il piccolo Giuseppe aveva appena 12 anni. Il 16 marzo 1933 Papa Pio XI lo nominò vescovo di Bova, mentre dal 1986 diventò arcidiocesi di Reggio Calabria. Aveva solo 48 anni. Cognata volle vedere di persona le condizioni miserevoli di vita dei suoi fedeli e sopra un mulo si recò nei diversi paesini montani della sua diocesi, sui monti di Bova o nelle valli della Mentolea, per confortare, conoscere e capire come migliorare le cose concretamente. Chiese consiglio all'arcivescovo di Reggio Calabria, Monsignor Carmelo Puglia, e così 3 giovani ragazzi desiderosi di seguire la vita consacrata all'ideale salesiano divennero l'8 dicembre del 1933 le prime suore della congregazione salesiana Oblate del Sacro Cuore. Questo istituto religioso si specializzò ben presto nella educazione dei bambini e all'assistenza dei poveri, tant'è che crebbero velocemente diverse vocazioni e furono fondate in breve tempo altre case in Calabria, Sicilia e nel Lazio.
Le suore salesiane si dedicano all'educazione cristiana della gioventù, gestiscono asili, scuole, oratorie e laboratori. Oltre che in Italia sono presenti in Bolivia e Perù, mentre la sede è generalizia e si trova a Tivoli. In tutto il mondo le Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù gestiscono una 70 di case. Nasce l'associazione politico-culturale Polis, Insieme per Tutti, obiettivo fare da amplificatore dei bisogni dei cittadini della provincia di Agrigento con l'intento di migliorarne gli standard qualitativi di vivibilità. C'è un videomessaggio del presidente Calogero Alonge, vediamolo. Sono Calogero Alonge e nei giorni scorsi abbiamo costituito insieme ad un gruppo di amici una nuova associazione politico-culturale di nome Polis, Insieme per Tutti. L'associazione è nata dalla necessità e dalla grandissima voglia che noi abbiamo di dare nuovi e positivi impulsi al territorio della provincia di Agrigento, di dare voce ai continui e tanti bisogni dei cittadini al fine naturalmente di migliorare gli standard qualitativi di vivibilità. L'associazione intende partecipare attivamente al dibattito sociale cittadino e si articola in singoli uffici i quali intendono sensibilizzare l'opinione pubblica e intendono e permettono ai cittadini di dare consigli e nuove idee in diverse materie, quali ad esempio lo sport, l'ecologia, il turismo che è il cardine della nostra economia cittadina e la riqualificazione urbana ad esempio. E proprio per questo nostro progetto permette ai cittadini con le loro idee di poter partecipare attivamente. Infatti abbiamo creato appositamente un indirizzo email insieme per tutti 2020@gmail.com al quale chiunque sia interessato può inviare la propria adesione. Ad Agrigento da lunedì 25 maggio verrà riattivata la zona a traffico limitato della via Tenea. Cambiano gli orari rispetto al passato in via sperimentale, quindi fino al 14 giugno. La ZTL sarà attiva la domenica e giovedì dalle 17 alle 22, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 2 del mattino. Saranno attivi i videocontrolli con rilevamento delle targhe con mezzo meccanico. Campionati di calcio, settore dilettanti, promosse le prime e retrocessione per le ultime 4. Calmeno Lentini. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, tenutosi venerdì scorso in videoconferenza, ha messo a punto le proposte, tra l'altro votate all'unanimità, che saranno portate al vaglio del prossimo Consiglio federale in ordine ai meccanismi di conclusione dei campionati nazionali e regionali per la necessaria ratifica. Per quanto riguarda la Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti proporrà al massimo organo federale la cristallizzazione delle classifiche al momento dell'interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ogni girone e la retrocessione delle ultime 4 squadre classificate di ogni raggruppamento. Quest'ultimo aspetto, peraltro, aderisce a quanto già indicato dal Consiglio federale in relazione ai campionati professionistici. Tra le richieste anche quella relativa ad una graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi laddove si verificasse una carenza di organico, sempre tenendo conto di privilegiare il valore primario del merito sportivo. E per quanto attiene invece le attività di calcio a 5 nazionali e il campionato di Serie C di calcio femminile, il Consiglio direttivo proporrà alla FIGC di applicare i medesimi criteri relativi al merito o al demerito sportivo. Per quanto concerne l'attività regionale, il Consiglio direttivo ha invece affidato al Presidente Sibilia e agli altri consiglieri federali in quota alla Lega Nazionale Dilettanti il mandato di richiedere una delega
in favore della stessa Lega Nazionale Dilettanti affinché sulla base delle realtà territoriali si possano adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati. Sempre in ordine all'attività agonistica è stato deliberato a malincuore e per questa stagione sportiva non si darà corso ai campionati di beach soccer. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video che abbiamo scelto per voi. A presto, buon weekend. Scrivi un'email. Caro Giovanni Falcone. Io la scrivo, ma l'hai capito che il destinatario non ci può leggere? Tu ti fidi di me? Sì, e allora scrivi. Caro Giovanni Falcone, negli ultimi mesi in Italia è arrivato un virus che ci ha messo in ginocchio. Come ha fatto la mafia. Ma questa volta è diverso, perché il virus è invisibile, la mafia no. Il virus uccide per natura, la mafia per scelta. E poi convivere con la mafia è sempre sbagliato, mentre convivere con il virus in attesa del vaccino è giusto. Quindi stiamo facendo una trattativa Stato-virus? Chiedo per un amico. Chiedo per un amico. Per combattere questo virus siamo stati in isolamento e non potevamo uscire da casa perché rischiavamo di morire. E tu che avevi lo stesso problema ci puoi capire. Bravo. Solo che noi oggi siamo sicuri che tutti stanno cercando il vaccino, mentre ai tuoi tempi il vaccino contro la mafia lo cercavate in pochi. Noi oggi siamo sicuri che lo Stato sta facendo di tutto per vincere questa battaglia, mentre ai tuoi tempi lo Stato contro la mafia si accontentava del pareggio. Ci manchi, Giovanni. E se solo ci fosse un modo per farti tornare? Ma chi è stato ucciso dalla mafia può fare richiesta per tornare a casa con la scusa del virus. Chiedo per un amico. Chiedo per un amico. Caro Giovanni, ti stiamo scrivendo questa mail per dirti che quest'anno, se non ci vedrai a Capaci o davanti l'albero che porta il tuo nome, non è perché ci siamo dimenticati di te, ma perché dobbiamo rispettare le distanze di sicurezza. Non devi sentirti solo, però, perché noi da quando abbiamo incontrato il tuo sorriso, soli, non ci siamo mai sentiti. E quando tutto questo sarà passato, torneremo finalmente tutti insieme sotto il tuo albero. Torneranno le scuole, le magliette colorate dei bambini, i palloncini e i sorrisi che tu ci hai insegnato. E torneranno tante di quelle gambe che le tue idee avranno l'imbarazzo della scelta, a riprova del fatto che nel 92, quando dicono di averti ucciso, si sono fatti male i calcoli. Con affetto, i Sansoni. Io però continuo a non capire a chi la devo mandare questa mail. Senti, se è vero che tutto torna, ogni volta che ricordiamo Giovanni, sai in quante persone rinasce? Quindi a chi la devo mandare? A tutti.